Le risorse che arriveranno dall'aumento dell'addizionale regionale IRAP sulle attività produttive serviranno anche a realizzare almeno 2 strade che sono insieme un'emergenza e una necessità per il Veneto. Costano 50 milioni ciascuna e verranno finanziate una nel 2025 e una nel 2026. Sono la 308 per l'accesso al nuovo ospedale di Padova e la bretella di Cortellazzo per dare respiro alla viabilità che porta a Jesolo e a Cavallino Treporti. Una è il potenziamento della 308 in allargamento in arrivo a Padova, che è sostanzialmente una necessità finalizzata all'ospedale di Padova e all'accessibilità all'ospedale di Padova. L'altra opera che verrà acceso il mutuo per fare il finanziamento è di fatto la bretella di Cortellazzo. Di fatto adesso questa possibilità di avere questi 50 milioni andranno, la bretella costa circa 50 milioni, quindi andranno sicuramente sulla realizzazione della bretella, che in parte risolve i problemi insieme alla via del mare di accessibilità al litorale. L'addizionale IRAP dunque nulla avrà a che fare, precisano gli assessori, con la pedemontana per il canone che la regione deve pagare su questa strada, 154 milioni quest'anno e 165 nel 2025, ai quali però bisogna sottrarre gli introiti dei pedaggi. I soldi si troveranno da un'altra parte. La soluzione vicina potrebbe essere ufficializzata già la prossima settimana. Un po' stufa di sentire parlare di pedemontana. No, più che altro che o si parla di pedemontana per qualsiasi cosa, cioè pedemontana è il demone. Noi ci siamo trovati di fatto ad aver ereditato un contratto e un atto aggiuntivo che avevano dei seri problemi. L'opera oggi è finita, è interconnessa con il sistema autostradale, il traffico sta crescendo, sta diventando veramente la quarta e la quinta corsia della Brescia-Padova in quella che è la parte, diciamo, da Montecchio verso est. Se ne è capito l'utilità, perché anche chi la contesta, lo voglio dire, la utilizza. Va vista piuttosto in un sistema di autostrade venete che la regione vorrebbe gestire nel suo complesso. Una speranza ancora viva, dipenderà dalle trattative con Ministero e Governo.